Ciao a tutti, eccoci qui per la nona puntata del nostro cammino di Santiago. Ecco, sono arrivato a Riego de Ambros e da qui l'indomani riparto. Ho dormito in questa bella suite, diciamo, posto da quattro posti, dove ero da solo praticamente e dopo una bella dormita veramente riparto di buon'ora. È il 19 luglio, ormai manca poco l'arrivo, sento già il profumo di Santiago. E mi incammino e superata un avvallamento, a un certo punto mi giro, sento qualcosa sento un animale e scorgo dietro dei rami un cinghiale che, forse eh, impaurito dal mio passaggio, se la dà a gambe. Non so se è impaurito più lui o io, in ogni caso, in ogni caso mi è andata bene. Dopo questo avvistamento arrivo al paese di Molina Secca. Molina Secca è un bellissimo paesino che si adagia su un fiume, è molto caratteristico, ma a quest'ora del mattino sono circa le 7, 7 e mezza e non c'è nessuno a parte qualche pellegrino. I bar sono ancora chiusi e quindi sono costretto a proseguire il mio cammino alla ricerca di un bar aperto. Arrivo finalmente a Ponferrada. Ponferrada è un bellissimo centro ed è caratterizzato sostanzialmente da un maniero, da un castello templare. È imponente, è un castello imponente e di fronte a questo castello io eh, trovo un bar aperto finalmente e appoggio il mio zaino e niente, faccio colazione. Ecco, devo segnalare che i baristi spagnoli non sono come i nostri italiani, non hanno la fretta, la furia che hanno i nostri al mattino quando servono 1000 caffè in 5 minuti. Questi se la prendono veramente con calma, con flemma e una cosa che ho imparato sul Cammino di Santiago è proprio quello di non avere fretta, di avere pazienza. Diciamo è un bel allenamento alla pazienza, perché io solitamente tendo proprio a fare in fretta, perché io ho fretta, un po' come tutti gli italiani un po' del nord, no? Tendono a non perdere tempo. Invece sul Cammino di Santiago bisogna prendersi i propri tempi e anche al bar ci si deve armare di tanta pazienza. Niente, finalmente vengo servito, consumo la mia colazione proprio di fronte a questo immenso, grandioso castello di Ponferrada e godo il sole del primo mattino, godo del sole che già mi scalda. Forse vi ho già detto che al mattino la temperatura è piuttosto fresca, poi in Galizia siamo in prossimità di montagne non tanto alte, ma comunque al mattino fa veramente fresco e praticamente la mattina si partiva sempre con una felpa e che poi durante il cammino veniva tolta, ovviamente. Sono le 9, 9 e mezza, quindi fa ancora freschino, ma io mi godo i raggi del sole che mi scaldano. Finita la colazione riparto, finita la colazione riparto per il mio cammino e supero il paese di Campo Naraja e quando arrivo a Cacabelos invece mi fermo per il mio pranzo. Mi fermo per il mio pranzo e a Cacabelos siamo quindi quasi al centro della Galizia. Il piatto tipico è il polpo alla gallega, il polipo alla galiziana. Ecco, il polpo più famoso del cammino è quello che si mangia a Melide, da Ezechiel. È un polipo che conoscono in tutta la Galizia, se non tutta la Spagna, e tutti i pellegrini fanno sempre tappa a Melide da Ezechiel. In attesa di quello più famoso di Ezechiel, io mi mangio quello a Cacabelos, che non è male, non è male assolutamente. È cucinato, praticamente fatto sbollentare, poi messo un po' al forno e cucinato con delle spezie particolari, con del peperoncino rosso. È molto gustoso e praticamente mi rinfranco da questo pranzo e riparto.
Ripartendo incontro una comitiva di americani con cui scambio due parole e mi sorprendo un pochettino di vedere tutti questi americani sul percorso, cosa che non ho visto 7 anni addietro. E mi dicono che praticamente sono rimasti incuriositi dal cammino da un film che era uscito qualche anno prima. Il film è di Martin Sheen e il titolo era The Way, che narra la storia di un papà, di un padre che perde il figlio mentre sta facendo il cammino di Santiago e praticamente ripercorre i passi del figlio che era morto dopo forse la prima o seconda tappa. Purtroppo lungo il cammino si vede qualche croce di qualche pellegrino che ha avuto qualche problema, o evidentemente magari di infarto o anche per una morte naturale. Niente, questa comitiva molto, molto baldanzosa, molto simpatica, la lascio a Villafranca del Bierzo. Villafranca del Bierzo, anche questa è una bellissima cittadina di poche case, ehm, è adagiata proprio nella provincia del Bierzo, famosa per i vigneti e per il vino, ovviamente, galiziano. A Villafranca del Bierzo, attraversando una piazza, incontro in un tavolino Francis, quel ragazzo, quel signore che avevo incontrato sulla mia strada per Astorga, lo rincontro a un bar. Lui è fermo, sta facendo colazione, sta facendo merenda forse con una sua connazionale e appare sempre molto contento, molto felice anche di rivedermi. Scambio poche parole perché lui intende fermarsi a Villafranca del Bierzo, ma io intendo proseguire il mio cammino perché per mantenere la media mi mancano ancora 9 km. Arrivo a Trabadelo. Trabadelo è il paese della mia tappa odierna e comincio a cercare un albergo del pellegrino. Un albergo del pellegrino che trovo grazie alle indicazioni di una signora, di una contadina, che mi indica l'albergo parrocchiale, che a suo dire è molto confortevole e anche economico, il che non guasta. Purtroppo devo fare una salita, vabbè, io sono già mezzo distrutto, tra l'altro non ho dolori neanche oggi, non ho dolori neanche oggi, però le salite quando hai fatto 40, 41 km, 42 km diventano veramente pesanti, ogni passo diventa veramente pesante. Comunque vabbè, faccio quest'ultimo sforzo e salgo e mi porto e vado in questo albergo parrocchiale che è molto confortevole, carino, pulito. Mi viene data una stanza, no, mi viene dato un letto più che la stanza e in questa stanza ci sono 4 persone. O meglio, è una stanza da 4 persone, ma al momento c'è solo un signore, un ragazzo di San Paolo del Brasile che sta dormendo. Non faccio quasi neanche in tempo a scambiare due parole che è quasi ora di mangiare. Allora mi porto in cucina, la cucina viene offerta, viene messa a disposizione dall'albergo, dall'albergo e in questa cucina vedo un po' che cosa si può fare, vedo un po' che cosa c'è, perché spesso e volentieri qualcuno lascia del cibo nel frigorifero che dovrà essere condiviso. Io niente, mi accerto di quello che c'è e vado a fare un po' di spesa. Nel frattempo conosco qualche altro pellegrino che è presente in questo albergo. Sono due croati, due signore croate, un ragazzo belga e una signora italiana, una ragazza italiana. Niente, incuriosito dalla presenza di un'italiana, chiedo da dove venga e mi dice: Guarda, sono un'italiana di Milano che però ormai si è trasferita in Croazia e queste sono mie amiche, mentre il ragazzo belga l'abbiamo incontrato per strada. Curiosa la storia, di questa ragazza italiana, di cui tra l'altro non ricordo neanche più il nome, però scambiandoci due parole, scopriamo di avere anche una conoscenza in comune. Incredibile. Lei conosce una certa Flavia, che conosco anch'io, di Milano, di Milano,
E io conosco questa Flavia perché fa parte dei Podisti da Marte, un gruppo milanese che si occupa di correre e fare beneficenza. E lei la conosce perché andava a scuola con lei, proprio. Allora è incredibile, io mi faccio una foto insieme a questa ragazza e la spedisco a Flavia. Dico, guarda che ho incontrato a Trabadelo a 2000 km da Milano. È una cosa incredibile e affascinante anche, no? Incontrare persone che hanno delle tue conoscenze, delle conoscenze comuni. Le croate sono amiche di questa ragazza e che stanno facendo il cammino insieme, incuriosite di questo cammino di Santiago, mentre il ragazzo belga, anche lui una storia incredibile, perché intanto sta facendo il cammino esattamente per il mio stesso motivo. Compie 50 anni e per i suoi 50 anni aveva deciso di fare il cammino. Però non basta, però non basta perché questo ragazzo, chiamiamolo ragazzo, è partito da casa sua, è partito a piedi dal Belgio. E uno si chiede, ma come? Come può fare 2000, 2500 km, 3000 km a piedi? E niente, ha preso 3 mesi di aspettativa, l'azienda gli ha concesso 3 mesi di aspettativa dal lavoro. Tra l'altro la moglie e i figli lo stanno seguendo col camper. Stanno facendo il suo stesso giro, ma in camper. Mentre lui vuole fare vita da pellegrino, quindi sta camminando e, tutti i giorni, ogni tanto si vede con la famiglia, chiaramente, ma lui vive negli alberghi del pellegrino. Anche con questo ragazzo, purtroppo non ricordo più il nome, facciamo una foto a ricordo e niente, è proprio simpatico questa cosa, anche questa coincidenza di fare il cammino insieme a una persona che fa il cammino per il mio stesso motivo, no? Niente, praticamente decidiamo di cenare insieme e indovinate chi cucina? L'italiano, io. Andiamo a fare la spesa, compriamo degli spaghetti, sempre, perché gli spaghetti, chiaro, sono pasta italiana, tipica italiana. Facciamo gli spaghetti, però stavolta cambio sugo, eh. Preparo, compro delle scatolette di tonno e ci facciamo una bella pasta al tonno. Loro condividono un po' di vino, un po' di formaggio che avevano comprato o che avevano nei loro zaini e passiamo la serata così in perfetta armonia, in grande armonia. Quando mi corico, quando vado a letto, Fernando dorme ancora e tra l'altro russa. Ecco, questo è uno dei problemi della condivisione delle stanze sul Cammino di Santiago. Si trova spesso gente che fa rumori, mi fa rumori e molesti e bisogna cercare di conviverci. Niente, quindi si va a dormire e ci si prepara per la tappa successiva. Ok, anche per oggi ho finito. La prossima volta andremo avanti con la storia del mio cammino di Santiago. Vi abbraccio e vi bacio. Mua! Alla prossima. Ciao!